Buona giornata a tutti dal campo di cross regionale, nazionale, internazionale, bellissimo qui a Gonnesa con Ettore Pirisi che è un funzionario della Federazione Italiana. Insomma, siamo quasi pronti alla partenza. Come stanno procedendo le cose? Le cose procedono bene nonostante il tempo inclemente, nonostante le previsioni pessime, però abbiamo una partecipazione direi normale per il nostro mondo del motocross adesso qui a Gonnesa. Siamo arrivati alla penultima prova, abbiamo ancora una prova a Siniscola e una prova da Zachena e ci auguriamo insomma che le cose procedano nel migliore dei modi. Intanto la giornata, mi dicono, è bellissima per quanto riguarda appunto le gare di motocross. Beh, insomma, è questione di gusti. Certamente il fango fa parte un pochino del nostro ambiente, i motociclisti non hanno problemi ad avanzare in queste condizioni e magari il pubblico avrebbe gradito un tempo più favorevole, però la gara andrà avanti senz'altro, senza difficoltà. Ecco, come sono i nostri piloti sardi, parlo a carattere nazionale, vanno bene? I nostri piloti sardi confrontati nel mondo del campionato italiano vanno bene, nel senso che partecipano alle manifestazioni nazionali, partecipano alle manifestazioni ai trofei e ai campionati. Abbiamo sempre il nostro grande gap che è dovuto al fatto di doverci sobbarcare incredibili spese per le trasferte e da questo punto di vista credo che potremmo fare molto se avessimo l'appoggio delle amministrazioni pubbliche. Nel nostro caso partecipare ad una gara fuori regione significa sobbarcarsi dei costi praticamente impossibili, per cui i nostri piloti devono fare delle scelte, partecipare solo ad alcune manifestazioni con tutte le conseguenze del caso, quindi non riescono ad allenarsi quando dovrebbero, soprattutto non riescono ad avere un confronto continuo con i piloti di taratura maggiore. Ecco, per quanto riguarda invece, chiamiamolo così, il settore giovanile, ho visto dei giovanissimi pronti qui anche a Gonnesa. Sì, il settore giovanile nel nostro caso è rappresentato dal mini cross e dal mini enduro. È un settore che naturalmente stiamo cercando di curare anche qui con grandissime difficoltà. Il nostro sponsor principale sono naturalmente i genitori, perché altri sponsor non riusciamo ad averne sul territorio, quindi è da loro che dobbiamo dire un grande grazie, perché senza il loro sacrificio e la loro passione non riusciremo a portarli avanti. Abbiamo anche oggi, nonostante tutto, abbiamo un piccolo cancelletto di partenza con alcuni piloti della 65 e dell'85 ed è la nostra unica speranza questa, noi dobbiamo puntare moltissimo su questa categoria. Intanto facciamo i complimenti all'organizzazione, ma naturalmente anche alla federazione che è sempre pronta insomma, per queste manifestazioni importanti. Naturalmente l'organizzazione che nonostante vari allerta meteo che ci hanno preceduto, però nonostante tutto è andata avanti con caparbietà e immagino che porterà a termine senza problemi la manifestazione. Grazie Ettore Pirisi. Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata a tutti dal campo di cross di Gonnesa dove si sta disputando il campionato sardo di motocross. Fra poco vedremo naturalmente gli under 12 con i 65 cm3. La gara si sta svolgendo molto bene, l'organizzazione è perfetta, il tempo come potete ben vedere chiaramente non è al meglio, ma mi dicono qui per avere lo spettacolo migliore è sufficiente appunto questa giornata proprio per lo spettacolo. Per cui seguiteci in diretta qui da Gonnesa, campo di cross con il campionato sardo. Linea che può tornare alla regia. Ecco gli under 12 che stanno effettuando il giro di prova prima della gara del campionato sardo qui a Gonnesa. Non è un problema.
Sei pronto per la partenza? Sì. Come ti chiami? Mattia Piretta. Ti piace questo sport, vero? Siete veramente bravi. Sì, moltissimo. Da quanto tempo lo fai? Da 3 anni. Da 3 anni. E oggi come sarà la gara? Bellissimo, però è un po' fangosa. È un po' fangosa e anche un po' pericolosa, mi hanno detto, giusto? Sì. Allora un grande in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Eccoci pronti alla partenza qui al cancelletto con i ragazzi giovani del settore giovanile, ovviamente, che stanno per iniziare la gara, la loro gara per quanto riguarda appunto il campionato sardo, rappresentata l'intera Sardegna. Tutto pronto, vedete, i piccoli piloti si stanno disponendo ovviamente qui davanti alla nostra postazione. Ringrazio ovviamente l'organizzazione. Tutto pronto per la partenza con l'85 centimetri cubici. Bandiera verde, il controllo del commissario. Ecco i concorrenti del campionato sardo pronti al cancelletto. Ancora un'altra verifica prima della partenza. Motori al massimo. Via, partiti. Sempre spettacolare veramente anche la partenza, soprattutto col fango. Lo vedete, i primi salti sulla mia destra, primo passaggio tra i tifosi. Bellissimo campo di cross qui a Gonnesa.
pronti alla partenza, 125 centimetri cubici. Il direttore di gara, vedete, sta andando sul percorso per verificare che sia tutto in ordine. ...15 secondi. Motori al massimo. Partiti. Bellissima la partenza, è naturalmente spettacolare. Adesso vedremo qua al passaggio qui davanti alla mia postazione. Sarà certamente spettacolare con dei salti formidabili. Fra qualche istante li vedremo passare. Incredibile la velocità, pazzesco! Campionato sardo a Gonnesa. Siamo naturalmente qui nel paddock dove sono pronte le moto per la prima manche. MX1 e MX2 pronti alla partenza. Stanno ultimando adesso la manche del 125 e quindi si stanno preparando i piloti per dar vita alla prima manche delle moto più potenti del campionato sardo. Vedete la moto tra l'altro del concorrente più agguerrito, Gabriele Sanna, che è candidato a vincere il campionato sardo. Adesso vedremo sicuramente una manche altamente spettacolare qui nella bellissima pista di Gonnesa. Rimanete sempre collegati qui su World Sardinia TV, la linea che per un istante può andare alla regia. Ecco qua pronto Gabriele Sanna, pronto alla partenza. Vediamo se riusciamo a intervistarlo, una piccola intervista prima della gara in questa prima manche. Siamo chiaramente alla settima esibizione del campionato sardo e tu sei uno dei favoriti, no? Sì, sono in testa al campionato e quest'anno sto dominando, facendo un bel campionato. Tu vieni da Arzachena? Sì, vengo da Arzachena. Quindi Gallurese Doc, come trovi questo campo di gara qui di Gonnesa? Sì, Gonnesa è una pista abbastanza impegnativa, poi oggi con queste condizioni meteo è ancora più impegnativa, quindi la rende ancora più viscida. Ci sono dei bei salti naturalmente altamente spettacolari. Sì, ci sono veramente dei bei salti, sì. Una bella salto. In bocca al lupo per la gara e per il campionato. Grazie, Crepi.
Ecco, pronti alla partenza. MX1, MX2. Questi sono motori veramente molto potenti. E prima abbiamo intervistato proprio il concorrente che è candidato a vincere il campionato sardo. Questa è la prima manche. Chiaramente mandiamo le immagini in diretta in una giornata, come vedete, piovosa, ma ecco la bandiera verde, tutto pronto. Siamo sulla linea di partenza al cancelletto, cari amici sportivi di World Sardinia TV. Grandi emozioni ovviamente, vedete il pubblico che assiste sotto la pioggia a questa prima manche. Motori al massimo. Giudice di gara che ha dato i 15 secondi. Sentite il rombo dei motori, pazzesco, formidabile. Ecco la partenza, fantastica. Sono partiti i concorrenti, faranno il passaggio adesso, vedete il salto nel rettilineo di fronte a me e inizia la bagarre in questa prima manche sotto la pioggia in questo campo di gara. Eccoli là, i piloti stanno per ultimare il primo passaggio, adesso arriveranno qui nella zona della tribuna. Vedrete qua davanti alla mia postazione dei salti che mi dicono incredibili. Ecco il primo concorrente. Guardate che spettacolo, fantastici, fanno un salto lunghissimo e poi via nel rettilineo successivo a tutto gas. Campionato di motocross a Gonnesa, campionato sardo, inviato Renato Scanu.